Bene, eccoci anche oggi insieme. In questa puntata raccontiamo una bella storia di quelle che fa scoprire il nostro territorio e lo facciamo grazie a Marco Cadò, qui in studio con noi, che è il responsabile dell'abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso. Il pretesto è l'organizzazione della terza edizione degli appuntamenti sul Galateo, tenuti da Giuliana Meneghetti, che è un'esperta in buone maniere, già responsabile del cerimoniale della provincia di Treviso. Ma quello che personalmente almeno ho scoperto è che il fatto che all'abbazia di Sant'Eustachio si parli di Galateo ha un antecedente storico. Assolutamente, ci troviamo nella casa madre del Galateo, perché proprio lì, 500 anni fa, fu scritto il Galateo dal Monsignore Giovanni della Casa, che si trovava spesso a Nervesa, perché in quel periodo si trovava a Venezia. E siamo tra il 1551 e il 1555. All'arco temporale in cui appunto il Monsignore portò a termine questa scrittura, che la dedicò a Florimonte Galeazzo, e quindi da qui il motivo per cui lo chiamò Galateo. Ma a parte il riferimento storico, qual è il senso oggi di parlare di Galateo innanzitutto? Il senso mi pare importante perché ormai le buone maniere ce le siamo perse. Sì, esatto, è un modo anche per recuperare il buon senso, l'educazione, anche lo stare insieme con gli altri, l'armonia. Quindi le tre lezioni che affronterà Giuliana in realtà non parlano solo di Galateo, ma parlano anche del nostro essere, del relazionarsi con gli altri. Classe ed eleganza nelle relazioni sociali. Esatto, perché se vogliamo stare bene, dobbiamo prima imparare a stare con gli altri. Poi ce n'è uno che mi ha incuriosito perché ricorda la mia infanzia, l'arte di stare a tavola. Esattamente. Ho preso tanti scapaccioni dai miei perché magari mangiavo in maniera scomposta, cose che ormai sono desuete. Esatto, poi tra l'altro anch'io ho scoperto di recente che insomma il nostro cin cin, la nostra salute, il nostro rituale con il calice in mano in realtà dovrebbe essere il più sobrio possibile, quindi basterebbe alzare in aria il calice e dire il motivo per cui si vuole brindare, quindi la ragione per cui si vuole bere assieme ad altre persone. E il buon bere ci porta anche tra poco a parlare del recupero dell'abbazia di Sant'Eustachio, che è stata realizzata privatamente. Prima però ancora un accenno storico, perché l'abbazia fu meta di tanti personaggi dell'epoca, non solo della storia, non solo di Monsignor della Casa. Assolutamente, l'abbazia si trasformerà, tra virgolette, con la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento in una sorta di polo culturale. Quindi già nel 1521 Papa Leone X sconsacra l'abbazia e la eleverà a prepositura commendatizia. Cosa significherà? Significherà che quel luogo diventerà una sorta di salotto culturale, che quindi ospiterà la maggior parte degli esponenti del mondo della cultura di quel periodo, tra cui Pietro Aretino, Gaspara Stampa e appunto il Monsignore Giovanni della Casa. Cioè, chapeau per l'abbazia di Sant'Eustachio. Anche perché, voglio dire, non era proprio dietro l'angolo rispetto a Venezia, perché adesso la chiamiamo della Battaglia per un evento bellico della Prima Guerra Mondiale, all'epoca era solo Nervesa. All'epoca era solo Nervesa. Ma era conosciuta perché all'epoca? Per il Bosco del Montello, perché era un luogo dove ci si poteva nascondere o comunque ci si poteva trovare in pace e in armonia con la natura. E quindi era meta di tutti questi intellettuali, di questi scrittori, poeti, artisti. Allora, questa abbazia così importante come polo culturale, poi nel corso dei secoli era andata dimenticata. Sì. E c'è stato, ecco intanto vediamo la locandina del Galateo, c'è stato un recupero da parte di un privato. Sì, siamo di fronte ad un esempio di spazio pubblico gestito privatamente. Cosa significa? Significa che l'imprenditore italo-canadese Ermenegildo Giusti ha restaurato l'abbazia e quindi ha ricevuto in concessione la gestione del sito per i prossimi 80 anni. Ecco, quindi è stata un'operazione che in realtà ci ha ridato l'abbazia. Il fascino che aveva, anche in questa foto, quindi avvolta totalmente dal Bosco del Montello, in realtà quel fascino l'avremo perso. Adesso è proprio così. Adesso è così,
È un luogo, diciamo, semiaperto, perché in realtà la chiesa non è stata modificata o alterata, sono state consolidate le mura, sono stati però ricavati anche degli spazi interni. Quindi abbiamo un punto ristoro, una sala conferenze dove appunto ospitiamo le nostre attività culturali, abbiamo questo bellissimo terrazzamento, si può intravedere addirittura a Venezia nelle giornate più limpide e cristalline. Ecco, ma attualmente il restauro è terminato o è un work in progress? Il restauro è terminato. È terminato anche perché volevamo appunto che restasse un monumento alla guerra, anche perché siamo di fronte a ciò che è rimasto dopo i bombardamenti del primo conflitto mondiale. Ecco, al di là del fatto che abbia avuto adesso in utilizzo l'abbazia per 80 anni, con un sorriso dico, si guadagna bene a vendere vino, perché cioè, è un restauro impegnativo. È un restauro impegnativo. E uno i propri denari li avrebbe potuti utilizzare in chissà quale altra maniera. Esattamente, esattamente. Questo è un dono di fatto alla comunità di Nervesa, che viene comunque a trovarci ogni fine settimana per le passeggiate, ma può utilizzarla anche in forma privata o aziendale. Allargata perlomeno al Veneto, insomma, che è un patrimonio di tutti. E adesso si stanno facendo anche i turisti, anche soprattutto il turismo del vino. Come sta andando a proposito? Bene, il turismo del vino? Bene. È in crescita? Bene, adesso tra poco inaugureremo anche la cantina, quindi ci sarà la cantina Giusti Wine aperta a breve e quindi avremo questo triangolo fatto da Abbazia Country House, che in realtà è un ristorante e si trova ai piedi della collina, e poi avremo giù in pianura la cantina, che in realtà non si vedrà nemmeno perché sarà completamente mimetizzata con il bosco del Montello. Questa storia dell'abbazia che abbiamo raccontato precedentemente è conosciuta, era conosciuta alla comunità? È poco conosciuta e questo è, a mio avviso, siamo di fronte a un gioiello seminascosto del nostro territorio. Quindi insomma mi posso assolvere fino a poco fa di non sapere dell'esistenza di questa bellezza. Però allora l'aspetto il prima possibile. Certo. Come tutti voi. Vedo che in ogni caso, oltre ad aspettare me, abbiamo visto prima, seppur di passaggio, delle foto di corsi precedenti dedicati al Galateo, cioè viene gente. Sì. C'è gente interessata alle buone maniere. Assolutamente, il corso di Galateo interessa perché c'è proprio questo spaesamento, questo disorientamento generale, non si capisce più come comportarsi, o meglio, come comportarsi rispetto a chi. Quindi il Galateo fornisce anche una specie di elementi per affrontare diverse situazioni, ma ricordiamoci che non abbiamo scelto a caso la locandina con il Piccolo Principe, proprio perché il Galateo in realtà è un inno alla sobrietà. Possiamo riprendere appunto in tempi poi di sostenibilità, insomma, ci sta fino in fondo, no? Quello che ci dice il Piccolo Principe è che l'essenziale è invisibile agli occhi, e questo può essere il vero messaggio del Galateo. Al responsabile dell'abbazia di Sant'Eustachio, che ho il piacere di avere in studio, chiedo anche qual è la prospettiva, cioè com'è che pensate di utilizzare questo patrimonio, al di là dell'aspetto promozionale legato al vino e all'azienda agricola. Qual è il ruolo che volete dargli? Il ruolo è quello di un contenitore, di un gran contenitore per eventi culturali, ma soprattutto anche per matrimoni, per aziende, privati, tour, degustazioni, passeggiate, picnic. È il Bosco del Montello che ha questa grande opportunità di farsi conoscere. Quanto è durato attraverso questi monumenti e attraverso il vino. Certo. E il restauro quanto è durato? Il restauro è durato all'incirca 1 anno e mezzo, quindi dal 2016 fino al 2018. È stato inaugurato il 12 maggio del 2018. Ed è stato restaurato sulla base di quale traccia filologica? Allora, c'erano dei disegni, delle fotografie? C'erano delle fotografie, ne abbiamo alcune. Ho detto una cosa impropria perché essendo del 1500, fotografie magari poco, ma disegni... No, ci sono delle fotografie scattate a ridosso del 1900 che tra l'altro si possono vedere nella nostra sala museale, perché oltre al punto ristoro e alla sala conferenza abbiamo anche un piccolo museo. Ecco, quindi è visitabile ogni fine settimana.
E lì ci sono queste foto che la ritraggono come un complesso immenso in realtà, perché l'abbazia sì nasce come ex monastero, poi diventerà appunto questo salotto culturale rinascimentale. Che ordine religioso c'era? Benedettini. Benedettini. I monaci benedettini. E poi dal 1700 in poi diventerà una sorta di azienda agricola, quindi aveva già quell'impronta, quel timbro lì. Purtroppo dal 1918 le bombe insomma la mettono. È per quello che era distrutta, è stata distrutta, non l'avevo compreso. Esattamente. È il primo conflitto mondiale che in realtà mette la pietra tombale sull'abbazia, perché poi rimarrà abbandonata o comunque parte del bosco del Montello fino agli anni 90 almeno. Ma durante la prima guerra mondiale l'abbazia era impresa agricola o divenne anche presidio militare? Era presidio militare e lì dentro c'erano i nostri alleati anglosassoni che tra l'altro si sono portati a casa addirittura una bolla papale che è stata recuperata ed è appunto adesso nel nostro museo. Ecco, oltre alla bolla papale c'è qualche chicca nel museo da citare per solleticare l'attenzione? Beh, allora, a parte le foto ci sono anche alcuni reperti, tutti rinvenuti durante i recenti lavori di restauro, ma anche i lavori di restauro precedentemente, e quindi abbiamo monetine, cocci, anche una spada longobarda dell'XI secolo. Insomma, non aggiungerei nient'altro, altrimenti cade l'effetto sorpresa. Quindi vi invito a venire a visitare il sito e anche il museo, perché è un luogo veramente unico, è una nostra rarità. L'abbazia oggi è utilizzata a scopi meramente convegnistici o può avere anche una funzione religiosa? Cioè, volendo, uno può anche matrimoni? Sì, possiamo fare i matrimoni e anche i riti civili. Però, i riti civili, sì, no? I riti civili. Quindi è sconsacrata. Sì. Tra l'altro nella bolla papale il Papa insiste su questo malcostume dei frati e lo considera quasi la ragione per cui poi sconsacrerà l'abbazia, cosa che io oggi bollerei quasi come una fake news, nonostante sappiamo che non fossero stati degli stinchi di santo, ma siamo di fronte più che altro a un cambio radicale, epocale, quindi dalla fine. Ma cosa facevano di male del Medioevo? Non lo diciamo, si accompagnavano con delle signore. Ma non so adesso, bisognerebbe indagheremo anche su questo. No, nel senso, la ragione per cui viene sconsacrata, sono molte le ragioni, perché anche lo scenario è molto complesso. Sta finendo il Medioevo, anzi è già finito, e si apre il periodo del Rinascimento con altri valori, che sono proprio i valori che stanno agli antipodi rispetto a quelli che c'erano prima, quindi scienza, cultura e medicina. E rimaniamo nel suo sospeso. Grazie a Marco Cadò, che è responsabile dell'abbazia di Sant'Eustachio, questo patrimonio, complimenti a chi lo ha restaurato, è un patrimonio assolutamente da riscoprire. Bisogna ringraziare il signor Giusti e la sua Giusti Wine per averci ridato appunto questo gioiello. Grazie. Il sito è a Nervesa della Battaglia, provincia di Treviso. Buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima. Grazie a voi.